Signor Presidente della Regione, onorevole Castellacci, Generale Lops, comandante del secondo comando delle forze operative di difesa, gentile dottoressa Giudici, Presidente della provincia di Sassari, autorità religiose, civili, militari, rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma, gentili familiari, ospiti convenuti. A nome di tutti i sassarini, per l'ultima volta, in veste di comandante della Brigata Sassari, porgo il saluto degli ufficiali, sottufficiali, graduati e personale civile presso la sede del 152esimo Reggimento di Fanteria Sassari, in Sassari. Comandante, dai riposo. Reggimento, riposo. A premessa di tutto rivolgo un deferente saluto alla bandiera di guerra del 152esimo Reggimento, che oggi idealmente rappresenta le bandiere di guerra del 151esimo, del 3° Reggimento Bersaglieri, del 5° Reggimento Genio, prestigiosissime unità che insieme al reparto Comando e Supporti Tattici, al Comando e allo Stato Maggiore della Brigata ho avuto fino a ieri l'onore di guidare. In un momento così importante e carico di ricordi ed emozioni, il mio omaggio va ai nostri caduti di ogni tempo e luogo, unitamente al convinto, profondo e rispettoso saluto ai coraggiosi e generosi familiari, cui tutto il personale della Brigata Sassari esprime sentito affetto e manifesta costante vicinanza. Un rispettoso quanto affettuoso saluto rivolgo ai miei predecessori, presenti e assenti, grandi artefici della rinascita e del consolidamento di questa grande unità negli ultimi 23 anni dalla sua ricostituzione. Dopo esattamente 24 mesi di intenso lavoro, svolto nello spirito del nostro grido Forza Paris, dopo 2 anni di permanenza in questa terra di Sardegna, di convivenza con la sua meravigliosa gente, con la cerimonia di oggi lascio il comando della Brigata Sassari. 2 anni caratterizzati da molteplici impegni che hanno visto i sassarini esprimersi in ogni settore, dalle forme di collaborazione con le istituzioni dello Stato, in primis la scuola, alla organizzazione e partecipazione ad eventi celebrativi e commemorativi, dalla pianificazione e condotta di attività di bonifica del territorio da ordigni inesplosi a quelle svolte in concorso alle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale e alla missione internazionale in Afghanistan, che ha visto la Sassari impegnata quale unità di base del comando regionale ovest del Paese. Una missione questa svolta insieme ad altre componenti delle forze armate nazionali, dei Paesi amici ed alleati, per e con i partners afghani, in piena ed assoluta intesa con i rappresentanti delle autorità politiche del Paese, operando in supporto e a protezione del popolo afghano. Non mi compete, e tra l'altro in questo momento non sarò in grado di esprimere un giudizio sui risultati conseguiti, tanti sono i pensieri, i ricordi che attraversano la mia mente. Dagli sguardi un po' preoccupati, forse perplessi ma determinati, del personale dello Stato Maggiore, della Brigata e del reparto Comando e Supporti Tattici, nel corso della prima esercitazione sotto il mio comando a Campo Mela, in un giorno di incessante pioggia torrenziale, al forte abbraccio materno, carico di dolore, di coraggio, di forza, di dignità e compostezza della signora Pietina, la signora Manca, quando dovetti comunicare la triste notizia della scomparsa di Gianmarco in Afghanistan. Dagli sguardi stanchi ma fieri e orgogliosi dei meravigliosi sassarini nel corso delle prolungate, intense, impegnative e complesse operazioni in Afghanistan, al costante, infaticabile, professionale e leale sforzo del qualificatissimo personale dello Stato Maggiore impegnato nelle delicate attività di pianificazione delle operazioni. Dagli sguardi pieni di sofferenza, ma nel contempo sorridenti della popolazione afghana, degli anziani dei villaggi, gli elders, delle donne e dei bambini alla vista dei demonios, sicuri della generosità, del rispetto e della protezione offerta loro dagli uomini e donne in divisa della Brigata Sassari, così come da tutti i soldati italiani. All'emozione e commozione del presidente Cappellacci e del generale Manca, che in questo incarico mi ha preceduto, nel corso della visita ai Sassarini ad Herat e nelle postazioni avanzate, nell'incontro con i feriti presso l'ospedale da campo di Herat e davanti al sorriso di un bambino afghano gravemente ammalato sotto cura dei nostri medici.
Non farò dunque alcun consuntivo, ma voglio invece cogliere questa opportunità per esprimere la mia gratitudine ai tanti che mi hanno sostenuto in questo incarico. Con sincero ringraziamento rivolgo al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e al Comandante delle Forze Operative Terrestri per avermi concesso il privilegio e l'onore di comandare una così prestigiosa unità dell'Esercito italiano. La mia gratitudine voglio esprimere a lei, signor Generale Lops, che negli anni mi ha preceduto nel comando del 18° Reggimento Bersaglieri della Brigata Garibaldi, che è stato mio capufficio nei corridoi dello SME, mio comandante di brigata durante la mia permanenza a Cosenza, mio comandante in Iraq, a Nassiriya e ora comandante del secondo comando delle forze operative di difesa di cui la brigata fa parte. Comandante, grazie per gli efficaci e lungimiranti indirizzi fornitimi e per il sostegno e la costante vicinanza in tutte le circostanze in questi 2 anni di comando alla Brigata Sassari. Ma desidero ricordare anche l'interesse e l'affetto con cui il generale Robusto, comandante della Legione dei Carabinieri, tu, caro Luigi, hai seguito le nostre attività contattandomi telefonicamente, quasi con cadenza settimanale, esprimendo la tua vicinanza ai Dimonios e a tutto il personale in uniforme schierato ad Herat, Balamurghab, Shindad, Farah, Baku e Gulistan. Particolare gratitudine voglio inoltre esprimere al colonnello Motolese, carissimo amico, mio vicecomandante nel comando della regione Ovest, soprannominato amichevolmente da tutti noi sassarini l'Elder di Camparena, l'anziano di Camparena, al generale Di Marzio dell'aviazione dell'Esercito, al colonnello Contristano dell'Aeronautica Militare, al colonnello Lauro del secondo comando delle forze operative di difesa, elementi chiave dello Stato Maggiore del Regional Command West su base Brigata Sassari, che hanno saputo esprimere, che hanno saputo manifestare ogni loro attaccamento alla Brigata Sassari nello spirito reale del nostro Forza Paris. Il mio grazie va anche ai cappellani della Brigata per l'assistenza spirituale alla nostra comunità militare, la costante vicinanza e il supporto ai familiari dei caduti ed ai feriti. E in questa circostanza voglio estendere anche i sensi della mia gratitudine alle autorità e alla generosa gente di Sardegna, di cui la Brigata è espressione, che in ogni manifestazione o evento o circostanza mi hanno accolto con calore, affetto e grande disponibilità. Un indiscusso merito ed un affettuoso e particolare ringraziamento va inoltre alle famiglie dei Sassarini, che pur operando dietro le quinte sono sempre presenti, silenziose, collaborative, pronte a farsi carico di ogni sacrificio e talvolta di qualche amarezza o dolore. A voi, cari familiari, esprimo la mia infinita gratitudine per la pazienza con cui avete affrontato i nostri lunghi periodi di assenza per motivi addestrativi e operativi e per averci consentito di svolgere la nostra professione serenamente in ogni circostanza. E voglio ringraziare in particolare la mia famiglia, mia moglie Susi che oggi è presente, che nel corso di questi 2 impegnativi anni, così come nei trascorsi incarichi caratterizzati da lunghi e frequenti periodi di assenza da casa, mi ha sempre sostenuto, supportato e talvolta sopportato, consentendomi di operare nel modo migliore anche nelle situazioni peggiori. E ora voglio rivolgermi a voi, ufficiali, sottufficiali, graduati, personale civile della Brigata Sassari. Voi costituite il cuore, il nocciolo duro di questa efficiente e grande unità. Voi siete stati gli indiscussi protagonisti dei successi conseguiti dalla Sassari, svolgendo un eccezionale lavoro di team che ha reso concreto il significato del nostro Forza Paris, mettendo in luce elevatissima dedizione, grande flessibilità, coraggio, spirito di sacrificio e di servizio. Gli importanti risultati che avete conseguito sono riconosciuti ed apprezzati ai vari livelli, sia in Italia sia nel complesso e non facile contesto internazionale. Grazie per l'eccezionale che avete svolto. Come più volte ho detto, avete contribuito a rendermi facile un incarico e un impegno che facile non è. A voi va la mia ammirazione, la mia profonda gratitudine di comandante, unitamente al mio grande affetto di uomo. Al mio successore, che tra l'altro porta un importante nome del mondo calcistico della Sardegna, al generale Manlio Scopigno, va il più sincero in bocca al lupo. Sono sicuro, Manlio, che potrai e saprai anche tu fruire delle medesime inesprimibili sensazioni che hanno impreziosito quotidianamente la mia indimenticabile esperienza di 40° comandante della Brigata Sassari.
Soldati della Brigata Sassari, nel dirvi con tutto il cuore che mi mancherete e nel ribadire con convinzione che ciò che gli altri considerano un traguardo, per noi sassarini è un punto di partenza, concludo ricordando a tutti noi che la nostra forza sta e continuerà ad essere nel nostro grido. Forza Paris! Forza Paris! La ringrazio molto generale e approfitto di questa occasione perché l'emozione del generale Cortolano è stata, credo, l'emozione di tutti noi, la mia sicuramente, ed è stata una commozione vera, sincera, una commozione che mi ha riportato a quei giorni in Afghanistan, ma soprattutto la commozione che richiama quello che è il sentimento che alberga nel cuore di ciascun sardo, nel cuore di tutti quanti noi. È un sentimento di legame vero, sincero, d'affetto con la nostra Brigata Sassari, con i suoi uomini, con tutti voi. Ed è per questo motivo che da un lato colgo l'occasione per ringraziare te, generale, e tutti quanti gli uomini della Sassari per quello che avete fatto, per quello che rappresentate soprattutto, per quello che è l'esempio che siete in grado di dare alla nostra società, ai nostri giovani, l'esempio per un futuro che sia un futuro più facile perché caratterizzato da valori, da sentimenti veri, da umanità profonda. E credo di poter dire a nome di tutti i sardi, e lo dico con sincera commozione e grande convinzione, che caro Luciano, caro generale, hai fatto bene e ti sei meritato di essere considerato un sardo come tutti noi, sei diventato un sardo. Grazie, grazie anche per questo.